s'era fatto guerriero, guardo il cielo che d'azzurro s'era fatto nero. Il sole rischiara l'aria, un'alba bianca incanta la terra nativa, la madre lo chiama. Sono le 5 della mattina, ora che sono in 5 in famiglia, si stringe la cinghia in cucina, poi fuori scalzi nei campi fra i tralci di uva spina. Martino china la schiena fra i vari agri nel segno della sua vita. Quando nacque suo padre piantò un ciliegio nella cascina. Tramandatisi da avi a padri la dura vita contadina, ora che sono passati da fittuari a mezzadri, più come prima. Nel Reggio degli anni 50, campagna, officina, è ancora attiva la prospettiva della prima cooperativa. Qui vive Martino, la sua esistenza è pura essenza, nella terra in cui la cultura della resistenza è ancora viva. I racconti dei partigiani, fratelli cervi, l'R60, la resistenza tradita, i risvolti del piano Marshall. La storia d'Italia narrata dai vecchi lo incanta, ma in realtà questi vecchi di anni non ne hanno più di 40. Le lotte per il pane e la fame, le lotte operaie senza fine, le lotte delle officine reggiane. La sua gente a schiena buona e a buona coscienza critica, ogni bambino come Martino cresce a pane a lotta politica. Come un brivido, senti un brivido, come un brivido. Martino è libero, davvero libero, ma come un brivido, senti un brivido, come un brivido. Martino è libero, davvero libero, ma Martino sale in cima al ciliegio dopo il lavoro alla scuola, là sopra legge di tutto Conrad, Fröbel, Spinoza. Le lotte degli anni di piombo lo investono come Bora, ora spingono la foga del suo mondo verso una boa nuova. E allora lo ha detto ai suoi, la stalla, l'aratro gli stanno stretti. Ora che nuovi concetti ha bisogno di nuovi contesti, salute in fretta gli affetti più stretti, compagni più cari. Va a Milano, tiene un contratto, il contatto coi centri operai, prima tra i gruppi dei pari, poi dei compari, poi fra i gruppi dei compagni dei vari gruppi extraparlamentari, i vari gruppi rivali, i fasci, gli spari, i compagni non vogliono stare calmi, qui c'è chi vuole passare alle armi. Le prime diffide, la cosiddetta svolta di Pecorile, le prime rapine, i gruppi studio della SIG Siemens. Lo SIM vive di sfide, lo stato è nemico da battere. Martino combatte finché non si imbatte nelle sbarre del carcere. Dal Gabio scrive 2 righe a casa, gli a casa lo piangono. Anche là è cambiato tanto, solo il ciliegio è un incanto. I suoi vecchi si sono trasferiti a San Candido, intanto dove c'erano le cascine ora c'è un camposanto in marmo bianco. Come un brivido, senti un brivido, come un brivido. Martino è libero, davvero libero, ma come un brivido, senti un brivido, come un brivido. Martino è libero, davvero libero, ma Martino evaso ed è stato scoperto, ora è un militante latitante esperto, certo, super clan nel gergo, sa di lottare per il giusto, se nel modo giusto è dubbio, ma non c'è dubbio che il senso del giusto è nel senso del gruppo. Martino in azione si espone, viene colpito all'addome, laddove sente prima il rumore, poi il bruciore del piombo nel cuore. La vista si incrina tra i lampi, rivedi sui campi e la cascina, tra i tanti sente ancora sua madre. Martino, svegliati mattina. L'umore di Brina si fonde all'odore di sangue e sudore, poi le sirene un bagliore. Martino muore in poche ore, sono poche persone a seguirne il feretro, la famiglia e il pastore. Sui volti di alcuni non è per la morte il dolore maggiore. La sua campagna si contorce mentre ne vede passare il corpo, sembra pensare: io ti ho cresciuto forte, tu torni da morto. Da dove è sepolto ogni tomba si scalda ad un sole accanito, e la Martino riposa protetto all'ombra del suo ciliegio fiorito. Come un brivido, senti un brivido, come un brivido. Martino è libero, davvero libero, ma come un brivido, senti un brivido, come un brivido. Martino è libero, davvero libero.